Noiz Narcos, benvenuto qui a WH. Grazie, buonasera a tutti. Allora Noiz, qui a WH si comincia sempre col conoscersi un po', quindi piatto preferito? Lasagne, fatte bene però. Grande, le ho mangiate a pranzo, per cui approvo. Perché ci stanno diverse scuole di lasagna. Se sono fatte com'è, lasagna è il piatto preferito. Io sono per quella al ragù. Ragù. Però io lavoro pure un po' in cucina, c'è sta gente che la fa con più mozzarella, più besciamella, meno carne, cioè non è facile trovarla proprio dopo. No, esatto, le dosi vanno fatte giuste. Ognuno ha un po' il suo stile. E invece una città del cuore? Roma. Roma tutta la vita, quindi potessi rinasceresti ancora a Roma? Ma no, a New York, se te lo dico la verità. Però città, sì, nel cuore Roma, sì, penso di sì. E invece una passione che coltivi al di là della musica magari? Faccio il tatuatore io di professione, comunque è un lavoro che faccio da quasi 10 anni, adesso momentaneamente da quando mi ero messo a lavorare sul disco, quindi si parla di agosto scorso, ho sospeso un attimo l'attività, però diciamo quello era il lavoro mio il primario, quindi quella è un'altra passione che coltivo. Altre passioni, ho sempre disegnato parecchio, adesso ultimamente è una cosa che faccio di meno, dipingo qualcosa, adesso pure sempre sono un po' dei mesi che purtroppo non ho potuto fare altro che far presso al disco e ai concerti. Ecco, invece il tuo rapporto con l'hip hop proprio quando inizia, come e insomma attraverso quale delle 4 arti, visto che comunque... Allora, il mio rapporto con l'hip hop arriva attraverso il breaking nei primi anni 90. 93, 94 credo. È stato il mio primo approccio insomma in questa cultura, diciamo così. Come a Roma la maggior parte dei rapper di un tempo comunque si avvicinavano tutti prima al writing e poi si è creata questa cosa degli MC, insomma. Mi ci sono avvicinato perché dal primo momento che comunque ho visionato anche in qualche film che magari non fosse documentario direttamente, non fosse qualcosa strettamente hip hop, però che cominciava a far vedere quelle immagini di New York degli anni 80 fino agli anni 80, comunque ero rimasto subito flashato dai campetti da basket, dai graffiti, da tutto questo, insomma, da quelle prime canzoni rap che c'erano, dal Principe di Bel-Air, che ti devo dire, da quegli anni là. Qual è il primo disco o quello che ricordi di più nei tuoi ascolti degli inizi? Public Enemy sentivo quasi sempre, c'avevo spesso, c'avevo molte cassette originali Public Enemy, ascoltavo spesso quelli. E invece oggi che cosa ascolti? Action Bronson, French Montana, Shatti. Sto sentendo anche un po' di roba ragga ultimamente per disintossicarmi un po' il cervello ogni tanto. E invece ha passato un po' un bel po' di giga il mio amico Fester Tarantino, c'è un sacco di roba e ho messo così per passare giornate, insomma, non è mai stato il mio genere preferito, insomma, però per dirti. E invece per quanto riguarda il momento attuale del rap in Italia, come lo vedi, insomma, come lo vivi anzi dall'interno e come lo giudichi? Ma io lo vivo sempre come l'ho vissuto io, come è stato sempre l'approccio mio a questa cosa, quindi adesso devo dire che è proprio palpabile che è diventata una cosa molto più grande di quello che era prima, c'è molta più scelta, quindi c'è molta più selezione da fare per chi ascolta, penso, anche se comunque fino a una certa età diciamo i cantanti che colpiscono soprattutto i giovani sono quelli che comprano i dischi, sono quelli mainstream che fanno ormai pop, non manco più secondo me definibile troppo rap, quei pezzi che fanno nelle classifiche italiane in rotazione, in heavy rotation e invece secondo te quali sono le potenzialità che avrebbe il rap nel nostro paese a livello proprio espressivo? Delle più disparate, il problema è che è stato preso con un po' nella maniera sbagliata, quindi sicuramente come è sempre stata l'Italia ci metterà qualche anno di più ancora a decifrare bene questa cultura, ancora è uno scimmiottamento o appunto pop, una roba mainstream che non è proprio, non ha radici nell'hip hop, insomma, sono basi elettroniche, quasi la discoteca. Arrivano poco proprio le radici di questa cosa in qualche modo. Arrivano poco nel mainstream, a chi sa scavare da sempre arriva tutto, chiaramente.
dico, purtroppo, parlando sempre delle nuove leve, senza che ne vogliano troppo, comunque sia, senza voler fare discorsi da persona old school, anche se sto più di 10 anni che sto appresso a sta musica e queste cose, però insomma l'approccio è sbagliato tra i giovani, secondo me, insomma. Poi invece ci stanno un sacco di situazioni comunque nello specifico e invece vanno nella direzione giusta, però insomma sono molto rare. Bene, io adesso andrei ad ascoltare una seconda canzone dal tuo disco Monster, Countdown, e ci sentiamo subito dopo qui su Burger Radio. Check. 1, 2, 1, 2. Yes, yo. Check. 5, 4, 3, 2, 1. Chi va meglio di me? Nessuno. Giovane, veterano, pronto per il payback. On the grind 24/7, yes. L.I. Puffin su una nuvola de OG Kush, Narcos rap, I push. Merda truce da una decade, fotti Joe Strammer 2. Chiedi al mio manager. Propaganda, questa merda grinda come Antoine Dixon, fin da rockstar del no fiction. Tutti sanno come gira da ste parti. Narcos Noise mi manda a casa in 4 parti disconnesse. Apri il party, dammi un'inizio, ste scommesse sulle mani come alle commesse. Per sta finesse ce n'è rimasta una che non ho mai copiato. Se vato, fotti lo stronzo sbagliato. Io rap, io grindcore come Frank Trappin al tuo concerto sui Lezzi. Metti Noise Narcos sul roster, no stage most. Merda procedura come Bloster. Canne a L, fuori per contanti sotto alle piastrelle. Fuori per la pussy de ste pischelle. Wanna have fun con il dramma poi piangi. Senti Will, Vodafone, poi la crash. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Tiro su il grano per campare, poi tirato in blu. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Tiro su il grano per campare, poi tirato in blu. G-A-S-T, D-Clan, fumo session, come stappo e mescio champagne. Randy Stau, puzzo di smog e chronic, da quando le cabine andavano a gettoni. Sto su labbra di bambine, sugli upload dei vagoni. Tu su social network e blog da coglioni. Finché sarò con cimetrito grosse cime. Più lo stato mi reprime, più il mio stato è incline al crimine. Ascolta, fuori a svolta, uccido ogni volta che apro bocca. Perdi tempo, per me è un passatempo e a chi tocca tocca. D'inverno, d'estate, all'inferno, addestrato, in eterno, affiliato, D-Clan, soldato, sold out, alzo soldi da sotto il palato. Corrotto, invischiato, mi fotto il mercato. Ho marchiato le strade, ho bruciato le sale. Ho varcato grate serrate a 10 mandate. Quando giro nel locale con il crew è carnevale. Quando giro lo stivale, solo carne è andata a male. Quando parte questa merda pare testa Compton. Zumpa, questa è la merda che ogni rapper con lo sponsor. Tu partiamo in questura appena dopo la bevuta. Più il tipo me ne sputa, più rido e scena muta. Quando esco da ste mura non ti perdi una battuta. Gas, Noid, Wild Boy, secco, saluta. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Get the money, giù con gli uomini veri che me sono rimasti. Tiro su il grano per campare, porto in alto il culo. Apro la bocca, c'è un proiettile diretto a te, Narcos rap. Apro la bocca, c'è un proiettile diretto a te, Narcos rap. Click da 21 black check. Apro la bocca, c'è un proiettile diretto a te, Narcos rap. Apro la bocca, c'è un proiettile diretto a te, Narcos rap. Click da 21 black check. E rieccoci sempre su Burger Radio, sempre WH, sempre Noise Narcos in collegamento telefonico con noi. Ecco, hai 10 anni che fai questa cosa ed è arrivato un disco nuovo, Monster appunto, quindi che sicuramente è il frutto dei tuoi 10 anni di esperienza. Cosa è cambiato dal Noise dei primi 2000 al Noise di oggi? Sono passati 10 anni, quindi come ogni persona penso che in questi 10 anni ha avuto il tempo di maturare da aver passato dall'adolescenza a età adulta, quindi voglio sperare che qualcosa a livello dei testi sia cambiato, dovuto insomma agli anni che sono passati. Nel suono e nell'approccio alla musica devo dire che non è cambiato molto, comunque c'ho sempre avuto questo approccio sia per quanto riguarda i live sia per quanto riguarda lo studio. Comunque ho sempre fatto musica in questi termini, poi se è stato riconosciuto
in questi ultimi momenti da altre persone, insomma forse era anche semplicemente ora, non è che dici che doveva, cioè era ora che insomma che arriva da qualche parte. A un certo punto, se uno fa retta per 10 anni, ne voglio sperare che quantomeno arrivi a averci un pubblico di un tot di persone ai concerti, di ascoltatori, Ma di comunque numeri, insomma. il tuo disco adesso è profondamente radicato nell'hip hop, sia come tematiche che come sonorità. Ha un sacco di collaborazione anche a livello di produzione, anche molto varia. Si va da Fritz the Cat, che vabbè è un pilastro dell'hip hop nel nostro paese, fino a Don Joe. Come nascono? Sono collaborazioni che nascono da un incontro personale piuttosto che da un ascolto? Sempre da incontri dovuti, sempre persone che conosco direttamente, insomma, anche in questo disco non c'è una produzione con cui non ho avuto, insomma, modo di conoscermi di persona, sia dai featuring che dalle produzioni di base. Mi viene chiaramente sottoposta qualcosa da tanta gente come produzione e cose, preferisco lavorare sempre con chi scelgo io, siamo sempre aperti, insomma, a nuove produzioni, però diciamo quando si tratta di fare il disco uno cerca di, ho fatto una ricerca accurata delle basi, ho fatto una grande cernita, una mega selezione, anche per questo ci ho messo tanto tempo, e quindi preferivo affidarmi a persone che conoscevo, insomma, e anche soprattutto nei featuring, essendo un disco comunque in cui è un tipo di rap in cui mi sono sempre accollato e rivendicato a mie spese quello che contiene i contenuti, quindi preferisco sempre averci a che fare con le persone prima di collaborare, di metterlo nel disco mio e spingerlo come una persona che voglio spingere, insomma. Certo. Veramente. E invece potessi scegliere qualcuno con cui fare un featuring magari dall'oltreoceano, così volendo sognare, chi sarebbe? Prodigy, The Mobb Deep. Assolutamente. Sottoscriviamo. Quando lo fai faccio un fischio che vi ospitiamo a tutte e due. Mo stanno a forte ancora Prodigy, c'è avuto un periodo un po' di calo, forse là lo potevi beccare. Si tratta sempre comunque di una cosa che in Italia non è stata concepita, che comunque si tratta sempre di dover pagare qualcosa per la for the courtesy of. È una cosa che in Italia non è stata compresa. Io stesso sono apparso in più dischi che hanno venduto dischi di platino, insomma questa cosa non è stata recepita, quindi è anche difficile collaborare e lavorare in questi termini con artisti grossi. Invece di rispetto reciproco, ok, quando si arriva comunque a dei compromessi musicali ci vorrebbe anche questo nel business del rap. È una cosa proprio di rispetto, non è una cosa di voler tirarsela, ok, è semplicemente la mia etichetta ti dà la tua etichetta per ringraziarti, come tu puoi fare per me, insomma, una cosa che nella musica va avanti da anni. A livello di live, stai girando anche parecchio con questo tour, le date si trovano sui tuoi contatti? Le date si trovano sui miei contatti più facilmente perché non me le ricordo bene. Abbiamo una data figa che apriamo il Butanga a Milano, il 13 luglio mi sembra. Ecco, tra l'altro non è la tua prima apertura internazionale, anzi, c'è un palco in particolare che ti ricordi, un concerto, un live che ti è rimasto dentro? Guarda, mi piace molto come locale, come struttura, è il locale che sta a Trezzo, non mi ricordo come si chiama, Trezzo sull'Arta. Esatto, il live. Mi piace molto quel locale per suonare perché proprio c'è un impianto impeccabile, è fatto proprio bene. Un concerto che mi ricordo, molti concerti passati del Truce Clan, o in giro per l'Italia o al Brancaleone a Roma, bei concerti al Circo degli Artisti, comunque i concerti quando eravamo in squadra tutti presenti sul palco sono quelli che ricordo un po' delle feste, diciamo. Sì, allora... sì, esatto. Guarda, te voglio citare questo, Truce Clan e Cripple Bastards a Milano al tunnel o ai magazzini un sacco di tempo fa. Sappiamo che non abbiamo moltissimo tempo a disposizione ancora, però io ti volevo chiedere, c'è una traccia del disco a cui ti senti più legato, non so, o che comunque insomma senti più tua? Guarda, sembra scontato, te direi Via con me, comunque il pezzo che credo che mi rappresenti meglio in questo disco, il momento e insomma quello che è stato, se ti devo dire un pezzo. Gli altri per impatto numerosi, quello magari è un pezzo che chi non conosce magari che se va a ascoltare un pezzo che è una cosa particolare, cioè comunque quello è un pezzo che secondo me andrebbe bene.
Perfetto. Okay. Allora, prima di salutarti, ti vorremmo chiedere invece che cosa ascolti quando non ascolti hip hop. Ci hai detto che ti sei dato di recente. No, non lo dico reggae perché è una cosa momentanea. Okay. E un po' di tutto, guarda, mi piace molto la musica vecchia, anche roba anni 50, mi piace anche molto sentire roba di Aretha Franklin, roba rilassante comunque. Ah, roba anch'io adoro Aretha, è pazzesco. Molto, molto smooth. Noi in genere chiudiamo l'intervista con un pezzo non hip hop, quindi se ce ne vuoi consigliare uno, magari anche di Aretha Franklin. Dai. Guarda, ti consiglio un'altra traccia che mi piace molto, è strumentale, di Richie Valens, si chiama Sleepwalk. Perfetto, grazie mille. Noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite qui a WH. Grazie a voi, grazie mille, anche a voi, grazie mille dello spazio. Ciao, alla prossima. Ciao.